Allora, eccoci qui con Mister Fattorell. Mister, dopo l'11-0 di quest'oggi, che cos'è mancato? Soprattutto all'inizio, secondo te? Sì, siamo partite malissimo, siamo partite un po' dopo, diciamo, dai, contro una squadra che secondo me lotterà per lo scudetto e mi dispiace per le ragazze che abbiamo preso tanti gol, anche se si sono impegnate alla morte. Dopo mi dispiace per l'espulsione del portiere che secondo me poteva anche non starci e là abbiamo incassato altri gol. Ecco, proprio questa espulsione. Abbiamo un problemino con Gloria e oggi appunto ha debuttato per la prima volta in Serie A Dalila Canzian, classe 98. Sapevamo appunto che il dicembre era un mese ostico e che alla fine dell'anno potevamo arrivare senza punti incassati appunto dopo queste due gare. Ora a gennaio come lo vede? Ma diciamo che abbiamo ancora domenica con Verona in casa, che sono le scudettate, e poi per noi è importante il mese di gennaio che abbiamo degli sconti diretti, tre sconti diretti, e però adesso dobbiamo metterci in testa che prepararci bene per gennaio perché saranno punti molto importanti. Di oggi di cose positive ce ne sono poche ma belle, tra cui una la Canzian Dalila che ha esordito e che domenica giocherà contro il Verona, insomma. Siamo qui con Dalila Canzian. Dalila, debutto assoluto in prima squadra, debutto in Serie A, anche se in una partita a senso unico. Sicuramente è stata un'emozione grande e c'è anche difficile da gestire, infatti mi sono un po' commossa all'inizio e nonostante tutto ho dato il meglio che potevo e è andata come è andata. È andata come è andata, adesso sabato prossimo ci sarà in casa il Verona. Reginato appunto squalificata dopo l'espulsione, toccherà a te appunto di nuovo portare la maglia numero 98 come la tua classe, ma sarà una numero 1. Sì, ricomincerò titolare, spero di essere più preparata e anche ed essere meno emozionata. Siamo qui con il numero 1 Francesca Durante della Fiorentina, oggi poco impegnata appunto dagli attaccanti vittoriesi. Che gara hai visto? Il tuo commento appunto su questa partita? Abbiamo interpretato bene questa partita, siamo entrate convinte di giocare per i 3 punti e siamo riusciti a trovare già nel primo tempo un ampio vantaggio che ci ha permesso di giocare in tranquillità. I risultati dagli altri campi dopo una partenza altalenante vi stanno premiando, portandovi appunto nel gruppetto delle 4 che saranno le favorite per questo campionato. Noi abbiamo avuto un inizio difficile, abbiamo incontrato delle grandi squadre e noi siamo una squadra nuova, quindi avevamo bisogno di conoscerci e penso che con il tempo usciranno fuori i veri valori di questa squadra.